Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Siamo in diretta su Radio Adige TV 640 del digitale terrestre e sui canali social Daily e Radio Adige. Andrà in replica questa puntata alle ore 21 sempre su Radio Adige. Questa sera parliamo di giovani e dipendenze. Il 30 dicembre scorso è uscita sulla piattaforma Netflix una miniserie di 5 puntate dal titolo Sampa, luci e tenebre di San Patrignano, diretta da Cosima Spender, che riaccende proprio in questo inizio 2021 i riflettori su San Patrignano, ma in generale chiaramente sul tema della tossicodipendenza. San Patrignano la conosciamo tutti, chiaramente è la comunità di recupero per tossicodipendenti fondata a Coriano in provincia di Rimini da Vincenzo Muccioli nel 1978. Una miniserie, dicevamo, che sta facendo discutere, che divide il pubblico, anche il pubblico di persone che all'interno di quella comunità hanno vissuto e per fortuna sono riuscite anche ad uscirne. Questa sera parleremo di questo e di molto altro assieme al dottor Camillo Smacchia, direttore del SER, del Centro Dipendenze di Verona, e assieme a Fabio Salandini, responsabile dell'accreditamento della cooperativa La Genovesa di Verona. Sentiremo anche la testimonianza in diretta di Luigi Bertacco, già ospite a metà degli anni '80 della comunità, e Stefano Bianchini, assessore del comune di Verona, testimone di un'epoca, quella veronese, tra gli anni 70 e 80, appunto in cui la nostra città veniva chiamata addirittura la Bangkok d'Italia. Do subito il mio benvenuto agli ospiti, quindi Camillo Smacchia e Fabio Salandini. Benvenuti. Buonasera. Eccoci. Ciao Matteo. Ciao, bentornato Camillo. Ricordiamo che Camillo Smacchia è stato nostro ospite anche sulle pagine di Pantheon per un'altra vicenda legata al coronavirus e per fortuna questa sera stiamo parlando di altro e in particolare della professione di cui si occupa appunto Camillo da tantissimi anni. Prima di iniziare però spenderei questi 2 minuti per vedere il trailer della miniserie che Netflix ha pubblicato, anche per capire in che contesto ci inseriamo. È un mini trailer di qualche minuto, guardiamocelo. Il miracolo non è quando spunta un fiore. Il miracolo è quando un fiore spunta da una pianta morta. A San Patrignano c'era la feccia della società e lì vedi il miracolo. Questi ragazzi sono la verità che non è mai stata raccontata. Fine degli anni 70 i movimenti giovanili si stavano un po' sfaldando. All'improvviso è arrivata quest'ondata di eroina. Vincenzo ha capito che lo Stato in quel momento non stava dando una risposta. Giravano delle voci più strane su San Patrignano, che era sporco, abbandonato, e c'era questo Muccioli che invece si presentava come uno molto affidabile. Lo vedevo a volte affascinante e a volte lo vedevo terribile. Non avevo paura, era Dio che stava passando e ci salutava. Qui se c'entrate ci state, ma se voi volete mollare e ritornare indietro, no. Non potevi andare via se chi la gestiva non era d'accordo. Questi qui, se escono, muoiono. Li curiamo con delle iniezioni potentissime, amore si chiamano. Può una persona chiudere a chiave un'altra persona? Magari adesso mio figlio starebbe su e starebbe bene. La mia terapia è fare il padre di famiglia. E io approvo in pieno i metodi di Muccioli. Fornelli minacciava di suicidarsi perché non voleva essere legato. Vincenzo ci è riuscito, con le catene. Lo incatenarono al muro. Ben vengano le catene. Tutta l'Italia non parla d'altro. Vincenzo Muccioli, 50 anni romano. Vincenzo Muccioli primo. Vincenzo Muccioli. San Patrignano, ancora un episodio poco chiaro. Natalia si è buttata da una finestra. Pesanti accuse a carico di Vincenzo Muccioli. Non c'è mai stata violenza, c'è come c'è. Ho visto situazioni oscure all'interno della comunità. Continua infatti la sfilata di ex ospiti della comunità che lanciano nuove accuse. Sono tanti anni che voglio dire la mia verità. Non ho mai sopportato chi diceva che era tutto bene, non ho mai sopportato neanche chi diceva che era tutto male. Per fare del bene puoi usare qualunque metodo.
Insomma, abbiamo visto questo trailer, era doveroso anche per introdurre un po' il pubblico che non avesse idea di questa miniserie uscita il 30 appunto dicembre, di cosa stiamo parlando. Prima di iniziare a parlare con i nostri ospiti sentiamo una testimonianza diretta di Luigi Bertacco, che nel 1986 è entrato appunto a San Patrignano e al quale non è piaciuta per niente questa miniserie, perché secondo lui ci sono delle cose non dette che meritavano di essere dette. Ma sentiamo. Quel documentario lì ha una meravigliosa opportunità per stare zitti, vedere le cose in parte, montare anche delle cose in maniera non proprio solare, perché dire corretta magari si arrabbiano. Solare non è stato molto bello. Era un posto dove in quegli anni ancora riusciva a capirci qualcosa su come affrontare il problema, c'erano un sacco di persone ed era un posto dove le soluzioni si trovavano giorno dopo giorno. C'erano un sacco di persone, uomini, anche adulti, cioè non solo diciottenni, ventenni, ma con alle spalle un sacco di problemi enormi e non sono stati considerati. È vero che è stato degli episodi che assolutamente non sono stati giusti, non sono stati chiari, però era anche l'unica risposta che c'era in quel momento. È vero che c'è stato un morto e al quale va tutto il rispetto e la disperazione per quello che è successo, perché parliamo di disperazione ancora oggi, ma bisognerebbe anche aver evidenziato tutto quello che non è successo, o tutte le cose positive, tutti i bambini che hanno ritrovato una famiglia, che ha la possibilità di, finito un percorso, uscire con i loro genitori ed affrontare la vita. Per carità, se vogliamo nasconderci e dire che non è mai niente, no? Ci sono stati questi episodi poco chiari, ci sono stati ai tempi quello delle catene, ma la gente lo chiedeva di essere bloccata. Una delle prime cose che mi disse Muccioli nel momento in cui entrai, se non una prima, mi disse: guarda, da questo momento questa è casa tua, sei venuto qua per farti le sappi che adesso sei anche contento, ma fra 2 ore, 2 giorni, 3 giorni ti pentirai di questa scelta e mi chiederai di andartene e farò di tutto per trattenerti, perché sennò ti avrei preso in giro. E la serie non è piaciuta nemmeno all'assessore Stefano Bianchini, che per età anagrafica, insomma, ha vissuto da spettatore quegli anni difficili a Verona, nella nostra città. Sentiamo. Perché logicamente è stata una visione un po' di parte, diciamo così. Le prime 2 puntate rispecchiavano bene, dopo è stato solamente visto da una parte. Non siamo andati a chiedere a chi veramente adesso ha una vita e a chi veramente adesso ha una famiglia, a chi deve ringraziare molto. È logico che quando si fanno queste cose qua, secondo me ci deve essere una pari opportunità, diciamo così, nell'esposizione dei fatti. Ribadisco sempre, San Patrignano, come tanti altri centri che hanno fatto il recupero di tossicodipendenti in quel periodo lì, sono state la salvezza di tantissime persone, e magari con metodi crudi, per carità, hanno sbagliato, non sto dicendo il contrario, avranno anche sbagliato, hanno sbagliato, sicuramente hanno pagato e pagheranno per quello che hanno fatto, ma ricordiamoci sempre che hanno salvato migliaia di persone. E veniamo quindi ai nostri ospiti. Partiamo dal dottor Camillo Smacchia. Insomma, la realtà di San Patrignano la conosce molto molto bene. 40 anni fa fece la sua prima visita a Coriano e non so se ha visto la miniserie, dottore. Tuttavia, cosa ci può dire di quello che aveva visto allora e dell'impressione che aveva avuto? Sì, ho visto la miniserie e ho visto anche San Patrignano in diretta la prima volta 40 anni fa, quando sono andato dopo pochi mesi a trovare il mio compagno di studi, quel medico che è una delle voci narranti
di questa fiction, che sicuramente dal punto di vista estetico è molto bella. Probabilmente appunto la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Le persone non coinvolte direttamente avranno trovato un prodotto interessante sul quale riflettere, anche perché, come spesso accade in tutti i film, mi viene in mente romanzo criminale, si cerca sempre di parlare più alle emozioni un po' più quelle istintive, no? Instillare anche un po' il dubbio, tutto questo noir, questa cupezza che verso la fine circonda questa comunità. Si può dire quello che si vuole, logicamente se si intervistano le persone che hanno invece goduto dei benefici che questa comunità ha dato a loro, sicuramente troveremo il diniego di tutto quello che è accaduto. Per quanto mi riguarda, come medico, non direttamente coinvolto perché problemi così personali non ne ho avuti, però ho avuto l'opportunità di vivere a San Patrignano, perché il mio compagno di studi, ripeto, Antonio, dopo poco ha ripreso a studiare e per me era una fonte essenziale. Antonio usciva dal classico, era addirittura più bravo di me a studiare, io dallo scientifico facevo più fatica a stare sui libri, per cui mi fermavo in comunità anche settimane. Io questa aria di dolente non l'ho mai avvertita, anzi direi quasi che fu una gioia per tutte quelle persone che arrivavano da tutte le parti d'Italia a scambiarsi la loro individualità, anche se di fondo c'era questo problema che era quello della vita vissuta ai margini, ma che lì ricominciava ad avere un senso. Io di Muccioli non ho assolutamente il ricordo di una persona violenta, una persona sì, sicuramente di gran carattere, di grande personalità. Si parlava di ceffoni, io personalmente, ripeto, sembra quasi, però ho visto delle tirate, ho visto sicuramente dei rimproveri, però che dire, mi pareva tutto così assolutamente normale, così condivisibile, non mi ricordo di essere stato scandalizzato da ciò che accadeva. Sicuramente nel corso del tempo la comunità si è ingrandita molto. Lo Stato no, non è vero che non facesse niente, però come spesso accade arrivava con i suoi tempi, con le sue risorse, per cui Muccioli, e non solamente lui, qui ne abbiamo un degno rappresentante di quel periodo, di quel mondo. Anche la comunità, mi viene in mente a Verona la genovese, si era caricata sulle spalle questo problema e cercava di dare una risposta. Io vorrei tenere presente che il concetto di comunità è un concetto che in Italia è stato particolarmente sviluppato e in Italia rappresenta per l'Europa stessa un esempio di cura alternativa, o non direi alternativa, oggi come oggi di supporto tanto quanto i servizi pubblici per le tossicodipendenze. Dovrebbe essere considerato, scusatemi, un fiore all'occhiello del nostro modo di affrontare questo problema. Eppure ci troviamo qui ancora a discutere se è stato giusto, è stato sbagliato. È stato giusto, è stato sbagliato, anche perché nessuno nasce imparato, come dicono i nostri amici napoletani. Poi sono successe delle cose che nessuno avrebbe voluto. Probabilmente uno degli errori di Muccioli è stato quello di non fermarsi, anche perché sollecitato, diciamo così, da una politica che si faceva bella a sfilare su questo palcoscenico. Per cui lui probabilmente doveva essere affiancato da professionisti, però ricordo che a quel tempo non c'era ancora la legge degli operatori di comunità, vero Fabio? Tu poi mi potrai confermare o meno. Per cui lui faceva con quello che aveva, si affidava ai ragazzi recuperati, probabilmente alcuni di loro ancora non lo erano, ed è successo questo. Però che fosse la misura, la violenza, questo lo escludo nella maniera più assoluta. Ho fatto tante esperienze nella mia vita, l'Africa, il Kosovo, credo di aver fatto questo lavoro per il bene della gente, non per il male. Penso che me ne sarei accorto, non so, insomma, per cui mi sento anche in difficoltà, perché mi pare di celebrare una cosa che dovrei essere l'ultima persona a farlo, ma che mi sento di dire sia andata assolutamente così. Ma oltretutto, e con questo chiudo, il fatto che San Patrignano, come la Genovesa, come le altre comunità, siano ancora un punto di riferimento fondamentale nel nostro lavoro vuol dire che qualcosa è accaduto di buono. Se San Patrignano vive ancora, è ancora piena di persone che chiedono di andarci, di ragazzi che vengono recuperati, come il CEIS, la Genovesa, come tutte le altre strutture sulle quali ci appoggiamo. Forse questo dà il grado maggiore della bontà di un servizio che è stato e che continua ad essere dato, con tutte le difficoltà che questo ha comportato.
Fabio, veniamo da lei. Giustamente, come ha sottolineato, dopo magari sentiremo un altro intervento di Bianchini, gli anni 70 e 80 sono stati anni difficilissimi anche nella nostra città, tant'è che Milena Giacometti, la vostra fondatrice, ebbe l'idea proprio di creare questa prima comunità proprio per dare un'opportunità a tanti giovani che si stavano perdendo. La vostra comunità è una realtà solida, ormai consolidata nel tempo. Quali dinamiche ci sono all'interno? Come si sono sviluppate nel corso degli anni? Lei è lì da tanti anni, ovviamente, no? Nota qualche similitudine con quello che ha visto in questo trailer? Non so se ha visto poi la miniserie. Com'è la gestione, ovviamente, di una comunità di persone che vivono e che cercano di uscire dalla tossicodipendenza? Sì, allora un po' di cose, cercherò di essere anche sintetico. Ma poi torneremo, appassionano e verrebbe da parlare tanto. Allora, intanto alcune cose, una considerazione di carattere generale, mi sembrava la voce di... Tanto ho visto la miniserie, l'ho vista anche abbastanza tutta ad un fiato, in 2 serate mi sono visto le 5 puntate, ecco, io ne avevo i ricordi, non sono mai stato fisicamente a San Patrignano, ho conosciuto Luigi Bertacco molto bene, anche un volontario della Genovese da diversi anni, e mi occupo professionalmente da 23 anni di tossicodipendenza, sono legato alla Genovese dal 90, facevo attività di volontariato, e quando la Genovese è partita nell'82, ecco, con Milena Giacometti ed altri, lei veniva da una breve esperienza, varie esperienze sempre nel settore un po' della marginalità, e da una breve esperienza con la comunità dei giovani, che anche quella partita nel 79 mi pare, e quindi in quegli anni lì, ecco, c'era un po' un, come dire, fermiamoci e partiamo, e si cercava di trovare nella vita insieme, nella vita di comunità, una possibile risposta. Naturalmente, come ha ricordato Camillo Smacchia, il sistema delle comunità è un sistema articolato, è un sistema che assieme al pubblico, al lavoro del servizio pubblico, è fondamentale. La Genovese ha sempre riconosciuto con forza l'aspetto fondamentale del pubblico, e quindi è un lavoro integrato. In Veneto ha trovato uno sviluppo particolarmente interessante e valido, il sistema pubblico-privato interconnesso funziona bene, ecco. La cosa un po' che mi viene da sottolineare è questa: mi sembrava, ecco, dicevo prima, la voce di Red Ronnie che si sentiva nel trailer, che diceva San Patrignano c'era la feccia della società, e questo è un tema, nel senso che dal punto di vista mediatico questo ha sempre una presa anche nei confronti delle persone che dicono vabbè, teneteli in qualsiasi modo. Per me sono pazienti come quelli che vanno a cardiologia o in ortopedia e vanno al CERT e vengono qua, quindi ma quella è una cosa che naturalmente a quell'epoca era un po' così, qualcuno ce l'ha un po' in mente anche adesso, per cui sono pazienti che hanno bisogno di cure. Chiaramente nella tossicodipendenza è solo una patologia personale, ma ci vanno dentro scarpe e tutto, come si dice, le famiglie, il contesto sociale, eccetera, è più distruttiva, porta tutta una serie di altre problematiche, quindi è un problema più complesso. Non a caso si cura anche in comunità, se uno si rompe una costola va in ortopedia, quanto aggiustata va via. Questi sono problemi più lunghi e complessi. Questa è una considerazione sul trattare le persone tossicodipendenti come pazienti è fondamentale. Io penso che questo fosse in radice della Genovesa da subito, e anche la convinzione che adesso è sancito dai codici deontologici della regione e della sanità, e quindi è assolutamente improponibile avere delle coercizioni con i pazienti. Però io penso che anche nella radice della Genovesa ci fosse questa cosa di un'adesione volontaria, nel senso che non avrebbe funzionato. È chiaro che si fa il lavoro ora per ora, giorno per giorno, a volte minuto per minuto, per convincere i pazienti a fermarsi, trattenerli, come dire, con il convincimento. Però ecco, io penso che già nella radice della Genovesa ci fosse questo aspetto del dire però uno sceglie
oppure non può funzionare. Quindi questo tema emerge per bocca di Muccioli, poi in realtà nella fiction di dire però dateci la possibilità di trattenerli, tema che San Patrignano poi ha portato avanti negli anni, dice ma non ci può essere una legislazione che forza un po' l'aspetto del rimanere in comunità, ecco. In questo secondo me c'è una distinzione netta, al di là che adesso proprio nero su bianco che è improponibile farlo da quando ci sono gli accreditamenti delle strutture, insomma la legislazione si è anche affinata, ecco. L'altro tema che io considererei e che secondo me è la cosa un po' strana di quell'isola o cittadella che è diventata San Patrignano e che si distingue un po' sicuramente dalle realtà che conosco io, ma credo da moltissime altre, è la misura enorme che ha assunto, nel senso che pensare di gestire un numero di pazienti così grande, concentrato, io lo troverei improponibile e quindi per forza questo, io credo automaticamente, forse un po' questa cosa un po' scappata di mano, al di là poi dei singoli episodi delle punte, ma voglio dire, anche non fosse mai accaduto nulla di strano, no? Solo l'idea di dire 2000 persone, certo, questa patologia messe insieme, io lo troverei, io faccio molta fatica con i miei numeri e su 2 servizi arrivano a 40. Diciamo che quasi fisiologicamente certe cose ci sono delle cose però da dopodiché sono d'accordo con Camillo, e ne ho conosciute tante, ecco, qui siamo anche amici e anche compagni di viaggio in questi anni, nel senso che lui sta facendo anche volontariato in Genovesa in questi ultimi anni, da quando non lavora più direttamente a San Patrignano, e ecco che mi è sfuggito, qua l'età qualcosa significa, mi è sfuggita la parola, no, volevo dire che anche in questo sono d'accordo con Camillo Smacchia, e ho conosciuto tantissima gente che lì è stata e che lì insomma ha risolto, ha risolto magari se non per sempre, ecco, anche certo, questa idea del per sempre con le tossicodipendenze. Mi andava di puntualizzare degli aspetti proprio strettamente tecnici. San Patrignano c'è stato un momento che ha raggiunto anche le 2000 persone, adesso credo che siamo intorno alle 1000, riferiti ai numeri 50, centinaia di persone che possono esserci a Genovese sono 10 volte superiori, però c'è da dire che proprio l'organizzazione che rispecchia quella dell'automutuo aiuto, no? Come gli alcolisti anonimi, gli alcolisti in trattamento, dove ci sono i servitori, dove ci sono questi operatori che si creano sul campo e che noi conosciamo bene, Fabio, perché conosciamo la realtà di quanto sono utili i gruppi di automutuo aiuto che adesso anche nel gioco d'azzardo, per esempio, si stanno formando all'interno della comunità di San Patrignano. Muccioli veniva informato, sapeva tutto quello che succedeva, ma non era lui che decideva e faceva tutto. All'interno della comunità c'erano delle attività lavorative, ce n'erano 15, 20, forse anche di più, anche di una certa qualità, e a capo di queste attività lavorative c'era una persona che nel corso del tempo del suo stare a San Patrignano aveva acquisito i gradi per fare il lavoro di trascinare gli altri, di portarli avanti, per cui ogni gruppo di lavoro era una comunità nella comunità. Ed è stato lì probabilmente dove è successa la cosa più eclatante. Quando morì Maranzano successe proprio che era in uno di questi gruppi, diciamo così, dove magari c'erano le persone più facinorose, rette da una brava persona, ma che tutto sommato rimaneva una persona sempliciotta che forse andava per le spicce quando le persone non lo seguivano, non gli ubbidivano, e lì è scattata la violenza e c'è scappato il morto. Però ecco, non era la misura della comunità questo sicuramente era un governo che adesso successivamente lo Stato di controllo ha cercato di morigerare, obbligando le persone a conseguire un titolo, l'operatore di comunità, come adesso c'è a San Patrignano in numero accreditato dovuto, come c'è alla Genovese, come c'è da qualsiasi parte. Però ripeto, parlare adesso
si fa fatica o è troppo facile rispetto ad anni in cui tutto questo era in balia delle cose che accadevano e della buona volontà certo. e degli errori di chi si è misurato con tutto questo? Certo, e da San Patrignano comunque alcune persone sono uscite, tante sono uscite, tra queste appunto anche Luigi Bertacco, e sentiamo cosa ha fatto poi una volta che è uscito dalla comunità. Dopo che sono uscito ho lavorato 15 anni a Verona e poi è stata la possibilità di dirigere la comunità satellite sempre di San Patrignano su a Trento, a Vergine, e ci sono stato per altri anni ed è stata un'esperienza favolosa. Ma i rapporti li tieni là, li tieni fuori, perché sono rapporti fra uomini, fra persone che sono diventate ad aver condiviso momenti difficilissimi della propria vita, per avercela fatta a risolvere un problema che a quei tempi era un disastro. Lo Stato non c'era. Lo Stato non aveva risposte, tentavano di aprire i privy cert col solito noto metodo che null'altro era se non un sostitutivo, soprattutto a quei tempi, e così poi uno rischiava di trovarsi intossicato sia che da metadone, che era ben peggio. Nel 78 ricordavamo appunto Muccioli fonda la comunità, è stato sottoposto anche a dei processi penali chiaramente per quanto accaduto all'interno della sua comunità, ricordato appunto Camillo Smacchia, anche ci fu un morto all'interno tra i pazienti, e sentiamo cosa ne pensa Bianchini di queste vicende che sono note alla cronaca giudiziaria, che hanno fatto parte della storia di San Patrignano, ma che probabilmente non sono le uniche che si potevano in qualche modo anche sottolineare. Sul periodo storico non saprei dire come si poteva uscire da quel tunnel. Cioè, in quel periodo storico dove non si sapeva neanche come curare questa tossicodipendenza, questa dipendenza d'eroina, e quindi in pratica i metodi che si usavano erano metodi, sempre parlando di San Patrignano, che erano valutati in base alla persona, in base a quello che stava accadendo, in base alle persone che avevi. È logico che San Patrignano può aver avuto anche la storia delle catene, come abbiamo sentito, come abbiamo visto, come è stato processato, però come dice qualcuno che ha fatto un articolo bellissimo su un giornale locale, appunto, non è che a San Patrignano arrivavano delle educande, delle contesse, dei conti, dei duchi, arrivavano gente anche veramente, molto spesso, gente veramente violenta, gente che si era rifugiata nella droga e voleva comandare, voleva fare quello che voleva. C'era la parte buona anche di queste persone che praticamente volevano uscire. Tante persone hanno chiesto addirittura di essere incatenate pur di uscire da questa droga, quindi per carità adesso non si può più fare, adesso ci sono altre 1000 metodologie. In quel momento lì Muccioli è stato l'ancora di salvezza per migliaia di ragazzi e ragazze italiane, per migliaia e migliaia di famiglie, e adesso ci sono persone che possono dire grazie a lui di aver avuto dei figli, di aver avuto una famiglia e di aver avuto una vita sana. Ecco, dottor Smacchia, è possibile fare una sorta di identikit generale di una persona che si rivolge al vostro servizio, al SERD, sia a livello psicologico che attitudinale? Sono persone, spesso si sente dire, sono persone fragili, che hanno avuto un passato difficile, e quali metodologie affrontate all'interno appunto della vostra struttura per cercare di dare delle risposte? Allora, innanzitutto vorrei così concludere il discorso con 40 anni fa la situazione era completamente differente. A San Patrignano è vero, non arrivavano le educande, però arrivavano persone violente, probabilmente pseudodelinquenti, però arrivavano anche arrivavano anche i duchi, arrivavano anche le persone benestanti. A quel tempo l'eroina era veramente una livella, come direbbe Edoardo De Filippo, e si era tutti uguali, e se non lo eri d'animo violento lo diventavi, perché la voglia, il desiderio di avere questa sostanza rendeva tutti uguali, diciamolo, ecco. Per cui
cos'è cambiato? Non è che siano è cambiato anche il mondo della tossicodipendenza, adesso un po' lo affronteremo questo problema, però è cambiata anche la risposta della società, che a quei tempi non capiva quello che stava succedendo. Fu una sbornia collettiva dove le persone si drogavano, ma non perché avessero un problema a casa, fossero fragili geneticamente oppure caratterialmente. C'era la droga. Facciamo la droga, cioè non esisteva cultura, non esisteva nulla di tutto quello di cui oggi ci riempiamo la bocca, per cui le cose andarono in maniera completamente differente e ripeto, lo Stato istituì questi SERT dove si capì che questo farmaco poteva sostituire la droga. Più di questo si doveva ancora formare quella rete sociale, quella capillarizzazione dei servizi che oggi come oggi è presente. Negli anni '80 se uno usciva dalla comunità aveva altro che la strada come prospettiva. Adesso se uno esce dalla comunità, viene al SERT, il SERT lo mette in una casa alloggio oppure contatta il servizio del dormitorio pubblico, il consultorio, la tutela minori. C'è una rete che riesce in qualche maniera ad arginare in maniera molto, ripeto, l'uso capillare, polverizzata, il servizio che può essere dato a queste persone, cosa che a quel tempo ancora non era stato allestito. Tutto qui, molto semplicemente così. Fabio, all'interno della Genovese... E i genitori stessi non sapevano quello che a loro accadeva, no? Quello che stava accadendo. Adesso c'è il problema che i genitori lo sanno, ma non ci sono i genitori. E poi affronteremo non anche ci questo sono tema. I genitori. Affronteremo questo tema. Fabio, siccome ti occupi di accreditamento, che percorso sostiene una persona che si rivolge alla cooperativa? Quanto dura? Se c'è una durata, se c'è poi un'uscita, insomma, come funziona, proprio per far capire anche alle persone a casa come viene gestita una casa, una comunità di accoglienza come la vostra. Sì, allora cercherò di essere sintetico e di farmi capire bene. Allora, intanto la Genovesa è articolata in 2 servizi residenziali, una pronta accoglienza e la comunità terapeutica classica, diciamo. La comunità terapeutica è quella che esiste dall'82, la pronta accoglienza è nata nel 1996 ed ha affiancato e dopo integrato molto bene l'attività della comunità. Vi sono in Veneto 8 pronte accoglienze come la nostra nel parterre dei servizi, e quindi il funzionamento è sostanzialmente questo. È un paziente che ci viene sempre inviato dal servizio pubblico, quindi già in carico al SERT o all'alcologia. Lavoriamo anche con pazienti alcoldipendenti almeno dal 2000, e quando un paziente entra le strade appunto sono 2: o percorso in pronta accoglienza e poi valutazione di un successivo percorso in comunità, sempre in questo triangolo servizio pubblico inviante, paziente e comunità, che costruisce mano a mano il progetto, oppure anche un ingresso direttamente in comunità. Dopo, diciamo, un progetto tipo per una persona può essere una permanenza di 1 anno, 1 anno e mezzo o anche 2 anni. All'interno di questo percorso si fa un lavoro terapeutico, educativo, articolato in aspetti di tipo lavorativo, aspetti di tipo ricreativo, culturale, sportivo, aspetti più di tipo terapeutico, quindi di sostegno, di supporto alla persona. Si può fare una psicoterapia personale, familiare e di coppia, dove fosse esistita la coppia, e parallelamente a questo si ricostruisce per il paziente una rete esterna fatta appunto, dove questo è possibile, da lavoro, delle attività di tempo libero ricreative che lui progressivamente sceglie e fa proprie, e pian piano costruirsi anche una nuova rete amicale. Cioè è quello che serve a tutti noi nella vita e che usiamo tutti noi normalmente. Dobbiamo lavorare nel contesto familiare o anche solo di amici, se non abbiamo una famiglia propria oltre a quella di origine, e abbiamo delle attività, per quanto si può, di tempo libero, adesso è una roba rara, e di gestione della nostra vita al di fuori del lavoro
normale, e tutti questi aspetti cerchiamo di metterli assieme e di riproporre al paziente un percorso che lui appunto affronterà e si ricostruirà una sorta di autonomia completa, progressivamente sempre più completa. Ci sono anche sempre di più una serie di pazienti che sono invecchiati nel problema, hanno magari fatto più percorsi di comunità, hanno capacità residue un po' più scarse, sia dal punto di vista lavorativo, magari anche dal punto di vista fisico sempre un po' più compromessi, e quindi anche qua in una rete mette insieme pubblico, privato, servizi sociali, volontariato, quant'altro, gruppi di autoaiuto, pazienti che sono un po' più in difficoltà verso un percorso di autonomia completa, si costruiscono dei percorsi un po' più a bassa soglia, in tempi un po' più lunghi, si mantiene magari un aggancio anche per molto tempo con dei pazienti. Esistono nella nostra ASL, siamo partiti tra i primi a livello veneto dei percorsi che si chiamano IT, integrazione trasversale, che servono proprio invece per tipologie di pazienti che fanno fatica ad raggiungere un'autonomia completa, e quindi si tiene un aggancio in tempi lunghi, si monitora le loro attività, dal punto di vista anche della gestione economica, si dà una mano grazie Fabio, farmacologica residua, eccetera. Grazie Fabio. Camillo, dicevi che rispetto a quel San Patrignano, a quel periodo, a quegli anni 70-80, è cambiata profondamente la società. Accennavi al fatto che purtroppo mancano molto spesso i genitori alle spalle di questi ragazzi, e soprattutto stanno cambiando anche le dipendenze. Ci sono dipendenze nuove che una volta non c'erano. Pensiamo forse alla ludopatia, oppure anche altre dipendenze legate più ai sistemi digitali, ai giochi virtuali, tante nuove tipologie. Mi fai una domanda complessissima, Matteo, e cercherò veramente di sintetizzare, non so, faccio veramente a tutte. Allora, consideriamo la triade, no? La triade ambiente, la persona e le sostanze, no? Questo è in genere quello che spinge la persona, che potrebbe farla vacillare. Allora, l'ambiente, il microambiente che circonda la persona è un ambiente povero ed è un ambiente estremamente in crisi. È chiaro, quando si parla di famiglia si può parlare di tutto, perché la famiglia è sempre stata nell'occhio del ciclone, ma io direi che oggi come oggi le persone che arrivano al mio servizio mi fanno più impressione i loro genitori che i ragazzi stessi. Genitori sguarniti, genitori che molto conflittuali fra di loro, famiglie mononucleari, gente sola, ok? E che non ha anche all'interno delle loro conoscenze dei punti di riferimento che possono un po' rincuorarli, aiutarli. Non esiste più una chiesa, non esiste più il gruppo di amici, non esiste, parlo in termini generici, logicamente, no? Il ragazzo oggi come oggi, appunto, che vive questa solitudine, non parliamo di adesso addirittura relegato in casa a chattare dalla mattina alla sera, è una persona più fragile, meno scambi, meno compagnie, meno capacità di condividere i propri problemi con i ragazzi della propria età. Per cui una persona a sua volta, anche questa, usiamo questo termine, più in balia delle circostanze. E poi c'è il mercato, un mercato estremamente fiorente, dove è veramente come andare alla Digeo, dove trovi di tutto quello che vuoi al prezzo che vuoi, droga leggera, pesante, droghe che ti possono far uccidere. Sta girando per il dark web, cioè per questi ragazzi che sono capaci, molto abili, di riuscire a scoprire i siti più cupi, più ombrosi, a procurarsi, a procacciarsi delle sostanze che loro stessi non conoscono, ma che hanno sentito che sono particolarmente belle, e rischiano di rimetterci la pelle. Ma non è la frasetta così terroristica per aver paura. E poi il gioco d'azzardo, che anche, ripeto, in questo periodo, proprio per i più giovani, per la loro capacità di navigare,
fa sì che diventi una dipendenza l'internet, il fatto di restare per ore e ore, e anche poi la capacità di interagire con tutti questi giochi, rubare la carta di credito ai genitori e provocare dei danni economici e con tutto quello poi che ci va dietro. Quante persone ruotano attorno alla vostra realtà più o meno in un anno? Quante persone riuscite ad assistere direttamente con il SERD o con le varie appunto agenzie capillari territoriali come la Cooperativa La Genovesa o altre? Allora, di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di più di 1000 persone che arrivano al nostro servizio. La cosa interessante sarebbe anche un po' distinguere quelli che sono i nuovi utenti e quelli che sono invece questi lungo assistiti o cronici, come volete chiamare, che ti danno la dimensione di un fenomeno che non va mai al ricambio ma va all'accumulo. Cioè non esistono più le droghe di moda, esistono droghe che arrivano ma che non scalzano le vecchie droghe, anche perché spesso cambiano i nomi, ma i principi attivi sono molto simili e l'effetto è identico, se non potenziato. E c'è stato invece, Fabio, qualche caso invece che si è concluso in maniera positiva, un caso un po' particolare, eclatante, che vi ha dato particolare soddisfazione in questi lunghi anni? Speriamo e ci auguriamo che ce ne siano stati più di uno, chiaramente, però qualche caso significativo che fa sì che ci sia anche un po' di speranza, perché insomma se esistono le strutture come le vostre significa che c'è anche la speranza e il desiderio di ridare, riconsegnare un futuro a queste persone. Ma sicuramente ce ne sono stati parecchi, altrimenti non sarebbe un lavoro possibile, perché diciamo è un lavoro ad alta frustrazione, perché in realtà la maggioranza riguarda sempre i fallimenti, oppure possiamo anche guardarli così, nel senso che ci sono fallimenti immediati e ci sono anche persone che hanno bisogno di rimanere nella rete, quindi c'è questo aspetto della ricaduta, e però bisogna avere un pezzo della rete che è pronto a sostenere e a rimettere in carreggiata, e quindi c'è anche questo aspetto, quindi ci siamo anche un po' negli anni, non so se consolati o abituati a dire vabbè, è un problema molto complesso, è un problema che per alcuni pazienti non trova una soluzione a lungo termine, ma magari a medio termine, dopo c'è bisogno di qualche altro intervento, e quindi anche su questo si lavora molto. Dopodiché ci sono stati negli anni anche pazienti molto giovani su cui la sfida è sicuramente più interessante, perché una persona dice vabbè, almeno riusciamo a intervenire, come si dice, una comunità una fatta bene, dopo ci si prova. In qualche caso è riuscita, e quindi ci siamo ritrovati con pazienti tra i 18 e i 20 anni che sono riusciti a fare un bel percorso. Ricordo che hanno richiesto un grandissimo impegno, e è stata una sfida educativa anche per le equipe ogni volta, perché è un lavoro che ti mette alla prova giorno per giorno, in discussione, e sei giudicato da persone alla pari, ecco, non è un'assistenza del malato allettato, è sempre una bella sfida lavorare in comunità, lavorare in CERT, la richiesta è alta e sei alla pari con i tuoi pazienti, come dire, si guarda occhi negli occhi. Sì, ricordo alcuni molto giovani che hanno fatto un bel percorso e che tornano a trovarti 10 anni dopo con i loro bambini. Questa è una cosa che non impagabile, ma accade, ti dà un ossigeno che non si può spiegare. Sentiamo anche Camillo. No, dico che vabbè, io spero di non aver dato un'idea così, così negativa. La tossicodipendenza è un problema, questo sì, e anche come tutti i problemi della sanità. Prima arrivi, prima cogli i risultati, è vero, spesso la ricaduta è dietro l'angolo, però ecco, rimane ancora un lavoro molto interessante e anche ricco di soddisfazioni, dove i ragazzi stessi, le persone stesse sono contente di avere dei punti di riferimento, insomma, e ti dimostrano la loro riconoscenza, ma anche proprio per il fatto che la loro vita diventa migliore, indipendentemente dal fatto che poi assumano un farmaco o meno, ma stanno meglio di prima. Certo. Noi abbiamo forse quell'idea della guarigione, no? Ma come una risoluzione completa. Sì, a volte
ce l'hai completamente, a volte ti devi accontentare, ma di cose che sono fondamentali per la persona, perché riesce a ritornare ad avere un lavoro, magari non era il lavoro che sperava nella sua vita, ma questo gli dà la possibilità di ricucire i rapporti all'interno della propria famiglia, di avere un affetto sicuro. Ecco, queste sono cose importanti, non dimentichiamolo, non pensiamo solamente assolutamente. Che dobbiamo diventare tutti ingegneri. Fabio, volevi aggiungere qualcosa su questo? Ho visto. Ecco, volevo dire che anch'io volevo fare il cuoco, per cui il lavoro della mia vita è ancora rimasto là. Però, no, ecco, anche qualche altro esempio, tanto giustamente per dire di quanto questo lavoro può essere bellissimo, io me lo riconosco sempre, è faticoso, ma è molto interessante, stimolante e ci mette alla prova tutti i giorni, però è impagabile, non lo so. Noi abbiamo anche una fattoria didattica aperta, adesso non è aperta perché non c'è aperto niente, ma diciamo aperta alla cittadinanza, alle scuole, facciamo dei camp estivi. È capitato che anche pazienti portassero i loro bambini, no? Ex pazienti dopo tanti anni. E questo è anche il risultato degli errori che sono stati fatti in passato, però credo che la buona fede sia stato un denominatore di tutte le persone che ci hanno, insomma, Muccioli c'è pure morto. Sì, assolutamente. Per cui non lo so, mi pare che... Assolutamente. Chiudiamo con uno sguardo un po' sul futuro. La Genovese appunto va avanti con la sua attività. Avete qualche programma, qualche iniziativa? C'è la tematica Covid, oggi non l'abbiamo trattata, sicuramente appesantisce tutto ancora di più, perché già non è facile gestire una comunità di persone in situazioni normali e con la paura anche di un contagio o di... si aggrava ancora di più la situazione, no? È capitato anche a voi? No, se posso dire una cosa sul futuro al di là del Covid, ecco, sì. In 30 secondi ricordo che noi siamo su un territorio che è di proprietà del Comune di Verona e su questo territorio incombono da sempre un mucchio di progettualità. Da non ultima anche il ribaltamento del casello di Verona Sud, sì. Per cui ecco, noi siamo ballerini da sempre da questo punto di vista. Lavoriamo con grande impegno e voglia, e però ecco, c'è sempre questa spada che abbiamo sulla testa. Per cui ecco, signor Sindaco, assessori, loro sanno perfettamente tutto. Ecco, sono questioni aperte ancora da risolvere. E quindi questo è un aspetto e lo teniamo da parte. Invece per quello che riguarda l'aspetto del Covid, lo dico a bassa voce, ad oggi nessun caso positivo all'interno della struttura, né tra gli operatori né tra i pazienti, e chiaramente appena è iniziata il blocco a fine febbraio noi ci siamo, come dire, congelati, non sono stati bloccati gli ingressi, questo fino al 2 giugno, e dopo con dei protocolli di ingresso, creando 2 spazi di astanteria dedicati, separati, dove far transitare le persone in ingresso, fare i tamponi, verificare tutto. Fino adesso tutto è andato bene, un po' di fortuna ci sarà anche stato, perché proprio tutto, ecco, comunque siamo persone che vanno dentro fuori lavorando, teniamo le nostre precauzioni, e ci sono state un po' più di difficoltà, ma c'è stato anche un'opportunità sempre interessante, perché la vita di comunità è una cosa particolare, e soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio, quando c'era questo blocco, le persone da dentro, i pazienti, insomma, lo percepivano in sé cos'era veramente questa emergenza, perché si sono trovate davanti al fatto che non potevano uscire, stare qua, e allora dire vabbè, ma proprio non si può, no. Allora cosa abbiamo fatto? Però abbiamo creato internamente, non siamo uno spazio grande con tanto verde per fortuna, abbiamo creato un mucchio di momenti alternativi per tutte le attività esterne che non si potevano fare, e questo ha creato con il gruppo di quei mesi un'ottima relazione. È stato molto intenso. A un certo punto il gruppo stesso dei pazienti ha riconosciuto la fortuna di trovarsi in uno spazio comunque con tanto verde attorno e di poter essere in un luogo sicuro rispetto a un esterno che stava vivendo una situazione drammatica. Più difficile. Interessante, insomma. Ecco, chiudiamo, Camillo, invece la situazione Covid per quanto riguarda il SERD in generale ha aggiunto un
un tassellino di preoccupazione in più, insomma, se vogliamo, chiaramente, rispetto alle condizioni già non facili che ci sono nella vostra quotidianità. Sì, però abbiamo reagito, siamo stati supportati dalla nostra ULSS che ci ha dato tutte le cose di cui avevamo bisogno per lavorare in sicurezza per noi e per i nostri pazienti, per cui è stata un'esperienza e continua a esserlo, sicuramente una novità, però abbiamo reagito e credo che sia i nostri pazienti che tutti, insomma, abbiamo fatto fronte comune. Mi pare che sia stato uno sforzo immane, ci siamo ancora dentro e per quanto riguarda il futuro invece, abbiamo cominciato a vaccinarci. Chiudiamo con uno sguardo sul futuro. Ma io, visto che parliamo di dipendenze, ricordo che negli anni '80 è arrivata una bestiaccia di cui si parlava che potesse essere addirittura la fine dell'umanità, che tutti prima o dopo sarebbero morti. Si chiamava AIDS e siamo riusciti ad arginarla, in questo caso senza un vaccino, perché è un virus che lavora in maniera completamente differente. Però oggi come oggi le persone che purtroppo acquisiscono questa infezione hanno una malattia, acquisiscono una malattia che è assolutamente curabile, sarà inguaribile perché la loro sieropositività persisterà, però hanno un'aspettativa di vita assolutamente sovrapponibile alle persone, diciamo così, non infette, per cui se usano le precauzioni quelle normali, ma addirittura se fanno la terapia correttamente, a loro volta non diventano infettanti, per cui è un panorama completamente differente. Ce l'abbiamo fatta allora, perché non dobbiamo farcela adesso? E questo è un bel interrogativo, insomma. Speriamo davvero di poter guardare al futuro come state facendo voi, con tanta fiducia, tanta speranza, e ben vengano le vostre realtà che danno ovviamente un punto di riferimento. Come ha sottolineato Camillo, purtroppo viviamo in una società in cui abbiamo perso nel corso del tempo dei punti fondamentali e quindi insomma bisogna cercare di fare una sintesi e di attaccarsi, di cercare di tenersi strette le realtà come le vostre che si impegnano quotidianamente per garantire a tutti un'opportunità. Chiudiamo facendo vedere un po' i risultati, anzi indicando il risultato del sondaggio di oggi, che era appunto relativo a cosa ne pensi della serie su San Patrignano. Il 38,1% ha risposto vista, mi è piaciuta, il 23,8% ex equo non l'ho ancora vista ma lo farò, e non l'ho ancora vista e non credo che la guarderò, quindi alla pari, mentre non è questa d'allergia, questo era chiaramente il sondaggio e basta, e invece il 14,3% non l'ho ancora vista e non credo che la guarderò. Anzi, scusate, avevo fatto un errore, comunque ex equo c'erano vista, non mi è piaciuta e non l'ho ancora vista ma credo che lo farò. In generale la maggior parte dei nostri lettori hanno gradito invece la miniserie di Netflix. Allora ringraziamo ovviamente Camillo Smacchia, direttore del SERD, e Fabio per averci portato la testimonianza della cooperativa La Genovesa, e ovviamente auguri di buon anno e di buon proseguimento. Grazie a voi, ciao Fabio. E Verona Live torna domani sera. Arrivederci a tutti.